La ricerca della pasta frolla perfetta e non perdete più tempo. Pigliate carta e penna e venite a presa a me. Questa è la base perfetta che vi servirà per fare le vostre pastiere, ma anche i biscottini di Natale, una pizza rustica. Segnate: 750 g di farina 00, 5 tuorli di uovo, 250 g di zucchero, 250 g di burro morbido. Qua adesso siamo pronti a impastare tutto. Mi raccomando, facete una bella impastata. Che in principio vi sembrerà così, ma poi man mano prende forma, non vi preoccupate. Qua vedete, già sta prendendo forma, guardate. Vedete che bella palluccello, guardate. Ecco qua, guardate qua, che bella palla. Come è venuto? Vediamo, vediamo. Profumatissima. Ecco qua ragazzi, sono uscite due palline, due palle queste. Io adesso le vado a conservare in freezer perché mi serviranno a Natale per fare le pastiere come base. Va bene? Se fate questa frolla, scrivete a me nei commenti. Un bacio e buona giornata. Ricordate una cosa, quando vi servirà 24 ore prima dal freezer al frigorifero, decongelatela piano piano.